Sono qua con Tommaso Volpe di Breganze. Allora, una partita dai due volti, perché il primo tempo, a parte andare sotto subito nei primi minuti di gioco, poi avete tenuto bene un bel primo tempo all'altezza, anzi c'era un momento in cui stavate pressando Novara, avete fatto una marea di tiri, Fongo era tirato fuori l'impossibile, poi c'è stato un blackout dopo in quei momenti in cui il Novara era 9 ed era il momento di riuscire a fargli fare il 10° fallo, c'è stata quell'interruzione lunga per un problema tecnico al banco, poi Novara è entrata meglio e anche nel secondo tempo è entrata con un'altra testa in campo, poi ha maturato un risultato che sicuramente non rispetta la partita. Sì, hai detto tutto giusto potenzialmente, noi sbagliamo sempre penso l'inizio della stagione, l'entrata in pista, dopo 30 secondi, un minuto, due, subiamo sempre la prima rete che ci fa andare giù. Riusciamo sempre a tornare in partita in qualche modo, anche se sotto, magari finiamo il primo tempo un pareggio, però quando rientriamo non c'è mai la stessa, non riusciamo mai a fare la stessa prestazione del primo tempo e a mettere in campo quello che sappiamo fare. E questo è un problema che si è visto dall'inizio. Che vi trascinate dietro dall'inizio stagione. Questo che in campo poi a te c'è stato un lungo conciliabile, è stato questo praticamente, cioè è più una questione di mentalità secondo te, di riuscire a rimanere all'altezza delle squadre più blasonate che magari sono più avvezze a rimanere così in partita, quindi magari figlio della vostra giovane età, del primo anno in Serie A? Sì, secondo me ci manca proprio l'esperienza, però sono sicuro che se andiamo avanti così prima o poi riusciremo a sbloccarci e da lì sarà tutto in salire, perché per tutto l'impegno che ci mettiamo sono sicuro che arriverà. Ok, allora grazie a Tommaso Volpe, tanti auguri e in bocca al lupo per il resto della stagione. Grazie.